Situazione politica incandescente a Portogruaro, maggioranza e opposizione non hanno ancora trovato un accordo, e allora interviene il consigliere regionale Maureno Teso del Popolo delle Libertà. Prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Maureno Teso, consigliere regionale del PDL. Dunque ci troviamo in una situazione, quella legata al clima di questi giorni a Portogruaro, non proprio brillantissima. Diciamo che l'estate ci sta regalando un argomento di cui forse si poteva fare a meno. Si poteva sicuramente fare a meno, ma d'altronde giornali e televisioni devono anche parlare di qualcosa, quindi avete un argomento su cui parlare. Beh, quello sicuramente, soprattutto in un periodo un po' morto come questo tradizionalmente. Sì, è evidente che il TAR Veneto in pochi giorni aveva scombussolato l'equilibrio politico nel Veneto orientale, con due decisioni che poi ai fatti si sono dimostrate quantomeno azzardate. Adesso aspetteremo chiaramente per quanto riguarda San Michele la sentenza del Consiglio di Stato, però per Portogruaro, respingendo la sospensiva e di fatto avvallando quello che la Commissione elettorale ha fatto, ha posto l'amministrazione di Portogruaro nelle condizioni di avere un sindaco eletto e una maggioranza di centrodestra. Cosa che noi abbiamo sempre sostenuto. Bertoncello, il cui unico scopo era quello di prendere tempo per tentare di spaccare il centrodestra, perché altrimenti non si spiegherebbe questa mossa azzardata, ha fatto ricorso e aveva ottenuto una specie di sospensiva. Adesso si trova a dover fare i conti con la realtà. La realtà è che ci sono 11 consiglieri che nella piena autonomia dei gruppi consigliari decideranno come rapportarsi col centro-sinistra. Sicuramente oggi la situazione è delineata. O il sindaco decide di aprire un tavolo, un confronto a 360 gradi, prendendo atto che c'è una maggioranza di centrodestra, oppure ci troveremo per forza di cose costretti a scegliere noi la strada. Io mi auguro e auguro ai cittadini di Portogruaro di avere un sindaco responsabile. Questo doveva già farlo all'inizio, aprire un tavolo di confronto. Non l'ha fatto, spero che lo apra tentando di trovare una soluzione, se una soluzione c'è. Bene, ringraziamo dunque Maureno Teso, la linea può tornare alla redazione centrale, grazie. Grazie anche da